Siamo partiti questa mattina dal centro di Miane, abbiamo fatto una bellissima passeggiata tra i boschi, tra i prati, una passeggiata devo dire abbastanza impegnativa e finalmente vedo all'orizzonte una splendida malga. Io sono in compagnia di due ospiti a cui do il benvenuto, il sindaco di Miane, Angela Colmelera, e il vice sindaco. Diamo il benvenuto a Moreno Guizzo. Allora, abbiamo fatto una passeggiata, devo dire, abbastanza impegnativa, però insomma ce l'abbiamo fatta, sindaco. Direi di sì, anzi benvenuti in questa nostra terra, nelle nostre montagne. Adesso ci stiamo per dirigere verso Malga Mont, una malga di proprietà comunale, però data in gestione da molti anni a dei privati che appunto la gestiscono in tutto e per tutto, cercando di far vivere quella che è la nostra montagna e le sue bellezze. Vediamo qui attorno tante vacche al pascolo, insomma è un po' come se fossero in vacanza, no? È una vacanza anche per loro questa. Beh, diciamo che l'aria è sana e quindi anche loro sicuramente stanno bene. Assolutamente sì, e producono sicuramente dell'ottimo latte. Qui insomma abbiamo natura, abbiamo paesaggi, abbiamo però anche una tradizione e abbiamo anche tanti prodotti tipici, magari poi ne parleremo una volta arrivati alla malga. Perché in questi luoghi c'è natura, ci sono paesaggi, ma ci sono anche tanti prodotti tipici, grazie al lavoro di queste malghe, di questi malghesi che passano l'estate qui su questi monti. Ma quante sono le malghe del comune di Miane, inserite all'interno del comune di Miane? Beh, diciamo che le malghe monticate sono due, Malga Budoi e Malga Mont, che ci prestiamo a vedere. Ne abbiamo altre due che sono Malga Pian e Malga Federa, queste qua non sono monticate al momento. Su Malga Pian invece abbiamo in mente di costruire una fattoria didattica, è già data in gestione a un privato, il quale intende aderire a dei bandi per poi mettere a posto questa malga, e speriamo che si riesca comunque ad arrivare a fare questa fattoria didattica. L'idea è quella di portare su i bambini, le famiglie, per far conoscere ulteriormente questa terra e soprattutto per far rivivere quello che era la ruralità di una volta. E quindi mantenere vivi, no? Esatto. Questi luoghi. Sì. La memoria, il tempo e soprattutto appunto il luogo, sì, perché un luogo ben curato, seguito e gestito sicuramente è una bella cartolina per chi arriva, e sicuramente anche serve per far durare nel tempo questi luoghi, perché far sì curarli e seguirli, insomma, fa sì che non diventi appunto un posto incurato. Certo, no, e che non si perda. Ma che non si perda. Vedo che questo percorso è anche segnato, è anche tabellato, vedo qui davanti una cartina. Possiamo spiegare da dove siamo partiti, Vice Sindaco? Beh, siamo partiti dal santuario del Carmine, della Madonna del Carmine, siamo saliti fin qua sotto il Monte Crep. Poi, come vedete, siamo davanti alla malga e quindi è un percorso che è un po' difficoltoso, quindi chi vuol farlo deve un po' attrezzarsi con scarpe da trekking, deve fare attenzione che ci sono dei punti in salita un po' così, insomma un po' difficoltosi, e quindi deve attrezzarsi. Insomma, in montagna bisogna venire un minimo preparati, giusto? Esatto, con delle sì, scarpe adatte. Esatto. Sì. Beh, oggi davvero la giornata è meravigliosa, un modo per un po' fuggire, no, dal caldo della città e quella di venire su. A quanti metri di altitudine siamo? Siamo a 1350 1350 metri, ma vedo che ci sono i nostri agenti. Buongiorno, molto piacere. Agenti del Corpo Forestale dello Stato, sì, mi sembra di capire. Di Valdobbiadene. Sono la nostra valida mano proprio per farci controllare maggiormente il nostro territorio e di cui noi non possiamo fare a meno. Insomma, quindi è un territorio, oltre che essere bello, è anche sicuro questo. Certo, finora almeno qui non ci sono grosse problematiche. Il fatto che ci sia la strada aperta, si può arrivare anche con i mezzi, quindi chiunque può arrivare, ma la cosa più bella sia in estate che in inverno è il panorama che si vede da queste parti, che facilmente si riesce a vedere. Qui a sinistra che cosa vediamo e davanti a noi invece? Guardi, nelle giornate eccezionali con i binocoli io da qui riesco a vedere gli Appennini e anche l'Istria.
Quindi- Addirittura. E facilmente invece a occhio nudo si vede tutta la pianura padana quando non c'è umidità, inquinamento, eccetera. Mentre qui alle nostre spalle siamo nel Le nostre versante, spalle, mi pare bellunese, nel vero? versante bellunese abbiamo il Col de Moi, il Passo del Praderadego appena di là, in fondo il Col Visentin, e tutta una catena, una dorsale, sono le prime montagne, le prealpi queste, che comunque hanno 1300-1500 metri, anche il Monte Cesen che arriva. E dal punto di vista ambientale e naturalistico offrono un sacco. Noi arrivando adesso abbiamo visto una coppia di bianconi, l'aquila d'Albisson, così chiamata, perché sono quelli che catturano i serpenti. Ma qualche volta, ogni tanto si riesce a vedere, soprattutto in inverno, anche l'aquila, che scende dalle Dolomiti e viene a caccia in queste zone. Anni fa hanno edificato una coppia verso il monte, al di là del Col de Moi, sul passo del San Boldo, hanno edificato. Però anche molti uccelli meno conosciuti, facile vedere il gallo cedrone. Facile, per noi è facile perché andiamo Li avete visti? in certi ambienti, in certi orari soprattutto. Quindi Il gallo ce forcello, ne sono ancora di galli cedroni? sì, sì, ce n'è. Non tanti perché l'habitat, questo è un habitat un po' marginale per loro. E Però mentre per quanto, conoscendolo si riesce a vedere. per quanto riguarda invece la flora, La flora, devi capire che qui è rimasta all'epoca glaciale, tutta questa catena, i ghiacci coprivano tutto a nord e questa è rimasta fuori, quindi c'è una valenza ambientale dal punto di vista floristico eccezionale. C'è un po' di tutto, anch'io che non sono esperto, però mi fermo a guardare perché sono bellissimi. Gli esperti vengono qui perché proprio sul Col Visentin, ma anche sul Cesen, ci sono delle fioriture molto particolari, magari insignificanti ma belle da vedere. Orchidee ce ne sono un sacco, ecco, qualcuna le conosco. O naturalmente sono fiori protetti che... non si possono raccogliere. Però io vedo che c'è tanta gente che cammina, genziane, stelle alpine. Pochi raccolgono fiori, ce ne sono tanti, si riescono a vedere anche vicino ai sentieri. Però bisogna l'occhio un po' allenato, stare un po' attenti. Sì, veramente anche come inquinamento, sì, c'è qualcuno che lascia dei rifiuti, ma pochi sostanzialmente. Cioè poche persone fanno un gran danno, soprattutto di immagine. Ma con tutta la gente che cammina sulle nostre zone, qui almeno la sentenza il sentore che ho io, non c'è sì, ognuno si porta a casa. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Questi sono i nostri appunto, gestori dell'Amalga Mont, una malga di presento. proprietà del piacere. comune, gestita appunto da loro. Molto piacere la signora, buongiorno. Ma insomma, questo credo, Sindaco, sia l'esempio di come cioè, l'uomo è riuscito ad integrarsi perfettamente all'interno di questo contesto naturalistico. Sì, secondo me appunto diventa anche una scelta di vita quella di voler sposare il territorio e quindi una passione. Si fa il magaro se si sente nell'anima e nel sangue appunto questa forza e questa passione appunto. E questo è l'esempio di cosa questa passione riesce poi a concretizzare nei fatti, quindi noi siamo molto contenti. Insomma, ricordiamo che il fatto che ci siano queste vacche in alpeggio che vediamo qui davanti permette, fa sì che i pascoli continuino ad esserci e che il bosco non prenda il sopravvento. Assolutamente sì, infatti è un modo per appunto manutentarli, per farli rimanere sempre verdi, sempre fruibili sia al pubblico e sia appunto anche al bestiame e al pascolo che continua nel tempo. Allora, le malghe sono una delle tante cose che si inserisce all'interno dei tanti itinerari, delle tante escursioni che si possono fare su queste zone. So che voi avete fatto proprio anche un opuscolo dedicato appunto a questi itinerari, esatto, ai sentieri. Ce ne sono tantissimi, ne diciamo solo alcuni, Ce ne dai. sono tantissimi. Vi dico, diciamo, quelli più fruibili, quelli più anche importanti. Allora abbiamo la strada Sentiero del Verdiso, che parte dalla Proloco di Miane, sale fino a Combai per poi riscendere facendo tutta la catena delle serre per riscendere poi al polivalente della Proloco di Miane. Abbiamo la strada della Fan, che si inserisce nel contesto della Grande Guerra, è stata, diciamo, costruita dal lavoro dei bambini e delle loro mamme, delle donne, insomma, del paese. E poi abbiamo il sentiero, diciamo, panoramico, che allora saliamo qua in quota e si inserisce nel contesto qua davanti. Si parte sempre lungo questo percorso qua, questa strada qua, si va
davanti, da là si chiama panoramico apposta perché ti fa vedere tutta la pianura che sta sottostante, insomma. Quindi insomma un po' per tutti i gusti, un po' credo per tutte le capacità e anche per chi ama magari fare sport in mountain bike, Assolutamente sì. A cavallo. Sì, sì, assolutamente. I luoghi si prestano assolutamente a qualsiasi tipo di attività, sia fatta appunto con i mezzi come può essere la bicicletta, sia fatta semplicemente a piedi oppure appunto di corsa tramite trekking e altro. Però mi piace farvi notare la nostra croce, segno della nostra cristianità, ma segno anche dell'amore, della devozione che questi luoghi hanno al posto, alla nostra montagna. Questa croce e tutto lo spazio attorno è sempre stato manutentato dalle nostre associazioni. Mi piace ricordare che stanno facendo un lavoro assolutamente importante di supporto all'amministrazione comunale proprio nella gestione e nella salvaguardia e nella tutela di quello che è l'ambiente. Anche senza di loro sarebbe molto più complicato gestire. E poi per ricollegarmi a quanto diceva appunto il vice sindaco Moreno, alla croce e agli itinerari turistici, è vero anche che noi nel Comune di Miane stiamo valutando la possibilità di creare un percorso religioso, culturale, proprio per ricalcare quelli che erano i percorsi mariani. Noi abbiamo la Madonna del Carmine, a cui appunto la popolazione e la comunità è molto devota, e vorremmo appunto far conoscere questa realtà ad ancora più persone, perché già è molto frequentata, ma noi vorremmo creare un percorso apposito e praticabile in maniera semplice, in modo da far apprezzare ai pellegrini anche la nostra realtà. Quindi insomma avete capito quante sono le opportunità che queste Prealpi Trevigiane offrono ai visitatori. Io vi ringrazio, grazie signori. Grazie a voi. Avete capito, venite a scoprire gli itinerari turistici che comprendono le Marghe, ma come avete capito comprendono anche molto altro. Qui c'è natura, ci sono paesaggi, ma c'è anche storia, tradizione, prodotti tipici. Grazie a voi tutti, grazie, è stato un piacere, veniteci a trovare, noi non saremo che contenti. Grazie sindaco, Ecco grazie a voi. tutti, grazie.